una volta che gli piace, ha provato a fare, ripetere, parlare un po' di questa lingua in bocca. Semplicemente di giocare con qualche parola, come a mamma di avanti, cercare a cantare la canzone di a mamma di avanti, cali calocci, dammi una noce, cinciminello, dammi un anello, e poi a dire il suo nome. Ha cercato a fare questa cosa semplice, ma non è mica semplice. Ecco. Qual è il citedo qui? Come si chiama il citedo? Nino. In due code, per scontra chi? Qual è questa? A mamma. Più forte. A mamma di Juan. E a mamma di Juan. Tante cose. A mamma di Juan ha messo un quasi canzone, ha dato calicaloci, così, per accompagnare calicaloci. Dammi un anello. E dopo, quando c'è quanto bravo. Quanto? E allora, il citello entra in la grotta di mamma di Wanti e a mamma di Wanti gli dice: "Chi facci qui? A stora, fuori di tua casa, un citello?" E Edu spiega. E dopo, quando c'è quanto bravo, come si chiama? Lì Wanti, a viola, come si chiama? E il terzo, come si chiama? Libeccio. Si chiama Libeccio. E Libeccio dà... Chi dà Libeccio al citedo? Dà un sacchitello. E in un sacchitello chi c'è? Chi soffia Libeccio? Le parole magiche, i concetti. Ciò che Libeccio mette dentro il sacco. O sacco. Ci vuoi dire sacco? Bravo! Che sorte di un sacco? Pane e poi anche i piccoli canistrelli. I canistrelli, anche i piccoli pezzi di noce, da mandorla e anche i canistrelli vinutietti. A mamma ha dato un segreto. Non ci voleva mica dare un segreto. E a mamma ha detto a una vicina cattiva che è giunta a domandare, ha dato un segreto. E dopo, quando il citedo ha ripigliato così il sacchitello e ha detto: "Sacco sacchitello, dammi un canistrello, sacco sacchitello", più nudo ne è sortito di un sacco, nuda. Allora il citedo è ricordato. Ed è così che il citedo è ritornato e c'erano tante cose, meraviglia. C'era anche una pivana che Uanto aveva portato una pivana, un corno di giotta, i capri che hanno i corni. Ed è così che il citedo ha avuto una pivana così. Ma si può anche giocare.